Rieccoci in diretta con il telegiornale di Treviso. Parliamo del concorso di idee Leopoldo Sacconi indetto dall'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. A Conegliano la presentazione del vincitore del logo e è stata l'occasione per l'assessore regionale Caner per lanciare un appello contro lo spopolamento delle colline. La soglia di margine che c'è oggi tra chi coltiva le rive del Conegliano Valdobbiadene superiore di OCG rispetto magari all'altra produzione prosecco DOC, lo dice uno che viene dalla pianura, non solo si sta assottigliando sempre di più, ma ormai rischia di essere superata. E guardate che c'è il rischio, lo sento da parte dei giovani, dell'abbandono delle colline. Turismo e ambiente, ma anche sostegno al mondo agricolo, ai giovani, per scongiurare il fenomeno sempre più importante dell'abbandono delle rive da parte dei ragazzi. E l'assessore regionale all'agricoltura Federico Canera a lanciare questo appello alla valorizzazione anche delle risorse umane impiegate in agricoltura nel corso della presentazione del vincitore del concorso di idee Leopoldo Sacconi indetto dall'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Sarà questo logo a valorizzare anche graficamente il primo cammino naturalistico delle colline. Vince l'architetto Matteo Astolfi. Il nuovo percorso con partenza da Vidore e arrivo a Vittorio Veneto si svilupperà sul crinale delle colline attraversando Colbertaldo, passando per Fara di Soligo, Cison, Tarzo e Serravalle. A breve, anche grazie a questo lavoro condiviso di promozione del territorio, ha detto il presidente Zaia presente in conferenza, 1,5 milioni di turisti è atteso nei territori dell'UNESCO. Credo che ci sia spazio per far crescere l'imprenditoria che c'è già e che comunque ha caratterizzato un'ospitalità in provincia di Treviso che ormai è conosciuta in tutto il mondo, anche grazie al Prosecco, per cui siamo pronti ad accoglierli. Quello di cui c'è bisogno è oggi il rilancio e la ripartenza anche in termini di commercializzazione del nostro territorio e anche di nuovi servizi per gli ospiti che cercano sempre di più l'aria aperta, la piscina, gli spazi, l'enogastronomia e su questo ci stiamo attrezzando. Credo che si debba pensare a una regia unica anche perché il piccolo troppo parcellizzato non riesce a fare presa sul mercato, va messo insieme e quindi ci vuole necessariamente una regia unica per il territorio e una regia unica anche per l'ospitalità. Da Calalzo di Cadore a Roma, come sindaco della capitale, il coordinatore veneto di Fratelli d'Italia Luca De Carlo racconta ai nostri microfoni quello che forse è stato qualcosa di più di un sogno. Io ho chiesto alla Meloni di poter fare il candidato sindaco di Roma. Non hanno voluto, probabilmente per l'accento. Ora ci scherza su, ma Luca De Carlo un pensiero anche concreto l'aveva fatto. Fascia tricolore nella capitale d'Italia. Da Calalzo a Roma passando per Palazzo Madama. Il coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, primo cittadino del paese bellunese, molto vicino a Giorgia Meloni, è innamorato dell'urbe da quando ha affiancato l'attività di amministratore locale a quella di parlamentare, prima alla Camera e poi al Senato. Nel dicembre 2019, durante la visita a sorpresa del leader di Fratelli d'Italia nella sua Calalzo di Cadore, Meloni aveva lanciato la provocazione: porto a Roma De Carlo e vi lascio la Raggi. Ma dalla battuta alla proposta il passo, più di un anno dopo, c'è stato. La mia disponibilità quando Giorgia me l'ha chiesto, cioè quando Giorgia si cercava un candidato sindaco, l'ho data, ci mancherebbe. È evidente che non ero il profilo adatto a fare il sindaco di Roma, però credo che lo avrei fatto, mi sarebbe piaciuto, insomma, mi sarebbe piaciuto fare il sindaco, mi piacerebbe fare il sindaco di una grande città. Un dialogo che poi non ha trovato un futuro e lo stesso De Carlo sa bene che sarebbe stato poco più di un sogno. E allora perché non continuare a sognare? Ecco cosa il senatore bellunese avrebbe messo in campo da subito come primo cittadino di Roma. Avrei fatto almeno 4 impianti per i rifiuti nell'Interland di Roma, ma nella città di Roma e non nella provincia, perché così non mi sarei attirato le ire della provincia di Roma, che giustamente paga territorialmente i rifiuti di Roma, per gestire quello che è un problema atavico, e cioè della gestione dei rifiuti. E ancora un po' di pulizia generale della città, perché credo che tutte le città soffrano sporcizia nelle proprie periferie, però non possiamo lasciare che Roma, la sporcizia, contrariamente alle altre nazioni che hanno capitali, penso a Londra, penso a Parigi, sia sporca nel centro. Infine, un moto d'orgoglio nazionale con annessa frecciata agli alleati della Lega. Riuscire a far capire
che Roma è la capitale di questa nazione e come capitale non deve essere percepita come qualcuno percepiva, fortunatamente solo qualche anno fa, oggi la governerebbe magari, come Roma ladrona, ma come qualcosina che possa far bella figura a tutta questa nazione. Restiamo nelle montagne del Bellunesi per parlare di turismo, sport e natura. In tempo di Olimpiadi scopriamo e facciamo il tifo per discipline che spesso prima c'erano sconosciute. Il canyoning non è olimpico, ma trova sempre nuovi appassionati che da tutto il mondo vengono nel Bellunese per scoprire le meraviglie dei suoi corsi d'acqua. Noi da un po' di anni viviamo questa esperienza del canyoning sul nostro territorio che sta portando risultati eccezionali dal punto di vista turistico. Questa è l'occasione perché si incontrino coloro che portano le guide alpine, che portano le persone all'interno del canyon, le associazioni che organizzano il soccorso alpino, tutti i soggetti interessati e quindi anche noi amministratori, proprio per discutere e per capire quali sono le potenzialità del nostro territorio. Questa è una zona strategica per il torrentismo, è un territorio ricchissimo di percorsi meravigliosi e il significato di questo evento è valorizzare queste risorse naturali creando un indotto anche, in quanto ci sono varie associazioni che si occupano di accompagnamento, però anche valorizzare il canyoning per noi torrentisti sportivi. 3 giorni straordinari al Castello delle Zumelle, anche per altre persone straordinarie, ma che non hanno avuto la nostra stessa fortuna. È un momento straordinario con il coinvolgimento dei ragazzi dei nostri centri diurni e Alvaro D'Alfare e la sua squadra. Questi momenti, per chi purtroppo è disabile, quanto sono belli, quanto sono importanti? Beh, io avendo fondato Consabili fa parte della mia quotidianità, in primis per me sono persone, dopo viene la disabilità, quindi sono qua con un gruppo di amici che dedico la mia passione, mi diverto, faccio divertire, regaliamo sorrisi e quindi rock and roll, la vita è bella, è fantastico, veramente dal profondo del mio cuore è molto più quello che ricevo di quello che faccio. Vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. San Francesco a Caorle, di Villa Giapasana Croazia, di Holiday.com. Sicuramente in vacanza. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica sempre piuttosto debole sul nostro territorio dove prevarrà il sole, ma si manterrà anche una certa variabilità in alcuni settori. Vediamo insieme il dettaglio di lunedì 2 agosto. Sul Veneto la grafica ci mostra una situazione buona ed in effetti sarà soleggiato con cielo al massimo poco nuvoloso. Nel pomeriggio qualche temporale sui rilievi e localmente fin verso le pianure limitrofe. Isolati acquazzoni saranno possibili anche sui settori più meridionali della nostra regione. Temperature un po' più fresche, minime tra 14 e 18 gradi, valori massimi compresi invece tra i 25 e i 29 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia dove avremo lo stesso scenario, tanto sole e solo con qualche isolato rovescio in montagna nelle ore pomeridiane. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime sui 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige dove sarà soleggiato, sarà possibile però qualche piovasco sui settori alpini di confine. Temperature minime intorno ai 15 gradi, massime infine sui 28 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Villaggio San Francesco a Caorle, di Villa Giapasana Croazia, di Holiday.com. Sicuramente in vacanza.